Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza di questa sera, benvenuti anche a coloro che sono collegati in rete. La conferenza di questa sera sarà tenuta dalla professoressa Patrizia Perego, che è l'attuale preside della scuola Politecnica. Due parole del curriculum della professoressa Perego, che è appunto preside, è docente di impianti chimici presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova. Interessi di ricerca sono rivolti allo sviluppo di processi biotecnologici, alla biotecnologia dell'agroalimentare, allo sviluppo di prodotti nutraceutici e altro ancora. È autrice di oltre 200 articoli su riviste peer reviewed, 4 brevetti ed è anche socio fondatore di una startup innovativa, la BEST. Oggi ci parlerà di tecnologie sostenibili e innovative per la valorizzazione dei residui agroalimentari da rifiuti e risorse. Come ci dirà, noi sappiamo che la produzione alimentare annuale è di circa poco meno di 5 miliardi di tonnellate di produzione alimentare, come dicevo, di cui un terzo purtroppo vengono sprecati. Questo è uno spreco che sicuramente è importante dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista etico, se noi ci pensiamo bene, perché un terzo di questi 5 miliardi di tonnellate di cibo annuali. Quindi vale la pena di pensare a questi rifiuti, e sa di questo il punto che ci parlerà la professoressa Perego, per cercare di vedere se è possibile recuperare in qualche maniera questa grossissima quantità di materiale sotto forma magari di composti ad alto valore aggiunto, come gli autoossidanti se non sbaglio, in un approccio che sarà quello di un'economia di tipo circolare. Quindi ci parlerà di estratti green prodotti che vengono utilizzati per la formulazione di alimenti funzionali fortificati, biomateriali per imballaggi alimentari attivi, sistemi di rilascio di farmaci e altro ancora. Non mi resta che lasciare la parola alla professoressa Perego. Grazie. Se vuoi, sì, magari mi siedo. Grazie, grazie per la presentazione e ringrazio tantissimo la professoressa Saccone, ringrazio anche il Presidente per il gradito invito e ringrazio tutti voi che oggi avete avuto la pazienza con una bella giornata come questa di venire qui e partecipare a questo pomeriggio. Sì, la tematica che io vi vado a raccontare oggi riguarda le tecnologie innovative che noi abbiamo messo a punto, perché sarà dopo una panoramica diciamo generale. Io mi concentrerò più sulle attività che abbiamo fatto nel nostro laboratorio. Perché noi da anni ci occupiamo del problema della gestione dei rifiuti agroalimentari, che creano appunto ancora un problema di gestione perché hanno un alto impatto inquinante, ma da problema noi pensiamo di avere trovato la strada per dare una nuova vita a questi rifiuti, e quindi noi non li chiameremo più rifiuti, ma saranno delle molecole preziosissime. Ecco, permettetemi di iniziare con questa slide un po' pesante, no? Io vi do il benvenuto nell'antropocene e questo è quello che noi stiamo assistendo in questa nostra era, è dovuto appunto all'impatto delle attività umane sull'intero ecosistema, e in particolare proprio l'industria e la globalizzazione dell'industria agroalimentare ha prodotto che cosa? Ha prodotto tantissimi rifiuti e tantissimi anche sotto forma proprio di cibo perso, di spreco alimentare, unitamente anche a grossi quantitativi e a grandissimi quantitativi di rifiuti di plastica. E diciamo che per affrontare questi impatti dell'era di quest'era particolare, la Comunità Europea ha studiato questo nuovo Green Deal. Questo Green Deal che è costituito da azioni diverse che hanno tutte una finalità, che è quella del benessere dell'uomo e il benessere dell'ambiente. E in particolare anche noi vediamo che per quanto riguarda l'agenda 2030, sempre della Comunità Europea, in un'ottica di un concetto di economia circolare, ma soprattutto anche in un'ottica di una risorsa dal campo alla tavola,
ci sono 17 azioni che potrebbero essere, anzi che stanno attuandosi, e tantissime di queste azioni impattano anche proprio sull'industria e sul comparto agroalimentare. In particolare l'azione 12, dove, che è rivolta praticamente a un consumo e una produzione responsabile, quindi senza sprechi, e anche l'azione 3, che riguarda una azione di buona salute e di benessere. Vedremo che poi sarà tutto interconnesso, non solo con l'ambiente ma anche con l'uomo. E quindi arriviamo al problema. Il problema è che, come diceva la professoressa, non è solo un problema di tipo ambientale, il problema degli scarti agroalimentari, ma se vogliamo è un problema, anzi importantissimo, è un problema anche etico. E perché poi la quantità di residui, di cibo perso è veramente tantissimo. La FAO nel 2021 ha parlato e ha stimato 4,8 miliardi di tonnellate e di cui 1/3 di queste sono cibo che noi praticamente eliminiamo. E questa, come vedete, è solo la punta dell'iceberg, perché tutto questo porta dei problemi che impattano sul suolo, impattano sull'ambiente, impattano sul cambiamento climatico, e quindi è un problema che veramente noi dobbiamo assolutamente risolvere. Ancora, da dove, cioè, quali sono questi residui? Ma per lo più, diciamo, la trasformazione dell'industria agroalimentare che riguarda la frutta, i vegetali, ha tanti scarti che possono essere sia in campo sia anche proprio scarti di lavorazione. E fra l'altro come vengono gestiti adesso? O non vengono gestiti, o una parte va in compostaggio, oppure una parte va in discarica. Il problema della discarica è che questi residui questi scarti hanno delle molecole molto diciamo aggressivi e non biocompatibili, e che possono creare dei problemi poi alle specie vegetali e problemi di tossicità. E poi vedremo che però proprio queste molecole hanno qualche diciamo caratteristica particolare che potrebbe essere ben sfruttata. Quindi questi carichi, e poi una cosa che mi sono dimenticata di dire è che molti di questi residui vengono anche inceneriti, quindi con dei danni altrettanti all'ambiente. Ecco, da dove vengono? Abbiamo visto dal reparto dell'agricoltura, e quindi l'agricoltura primaria, e quindi anche con residui in campo che potrebbero essere comunque gestiti e utilizzati, da processi industriali, ma anche da una pratica non corretta che adottiamo noi nelle nostre abitazioni, ma non solo. Ma pensiamo, per esempio, io ho avuto modo di avere un contratto e di lavorare con Fincantieri. Pensate che a bordo delle navi da crociera c'è una quantità di cibo, circa 2 kg di cibo perso per persona al giorno. E quindi è veramente qualcosa che noi, diciamo, dire che è un grosso problema economico, d'accordo, ma dire che è solo un problema economico è limitativo, perché prima di tutto è un problema etico, perché noi siamo in un paese occidentale e abbiamo problemi di salute legati ad una alimentazione eccessiva. Anzi, noi buttiamo via cibo, un eccesso, questa ricchezza che porta a un eccesso. E pensate che ci sono paesi, come tutti noi sappiamo, invece, che non hanno neanche l'accesso ai macronutrienti primari, e quindi in una condizione di povertà, e quindi questa disuguaglianza è assolutamente un problema etico ed è un problema che noi dobbiamo tentare di risolvere. Ecco, come può essere gestita? Perché chiaramente la gestione di questi residui, abbiamo visto, non è semplice. Allora, come può essere? Ma qui ho riportato alcuni esempi. Chiaramente
ridurre il volume, perché chiaramente meno volume abbiamo, avremo meno problemi, ma riportare anche a dare questi residui come mangimi, quindi all'alimentazione animale, cosa che un tempo era una cosa che avveniva normalmente, si richiudeva il ciclo. Adesso invece non è sempre così semplice, anche perché magari gli allevamenti non ci sono altri tipi di feed, di mangimi. E quindi e poi utilizzarli magari come ammendanti fin quando possibili e poi volevo portarvi la nostra esperienza. Diciamo che il nostro laboratorio si sta occupando di questo problema da tantissimi anni, ormai sono più di 20 anni che noi tentiamo in qualche modo di risolvere il problema. E come? E vedremo proprio quante opportunità ci sono, perché adesso questa è una tematica cogente, voi ne avrete sicuramente sentito parlare, tantissimi enti di ricerca si stanno occupando di questa problematica. E noi proprio in un'ottica di pensare a un zero waste, cioè riuscire a avere un approccio, una gestione di questi residui, ma pensando di non avere più waste, e quindi vedere di sfruttarlo in ogni sua parte. Vedremo che cosa abbiamo pensato. Innanzitutto da un problema trovare una risorsa, una possibile soluzione. Qual è? Io vi ho già detto che se noi lasciamo in campo questi residui o in discarica creiamo dei problemi, perché hanno una componente recalcitrante ai normali trattamenti biologici. Ecco, il trucco è proprio recuperare questa componente, che è caratterizzata da composti ad elevato valore aggiunto, che sono proprio quelli che creano problemi nella gestione biologica dei rifiuti, ma che hanno dei vantaggi pazzeschi. In effetti noi abbiamo messo a punto, cioè come tentare di risolvere questo problema. Sicuramente partendo da questi residui, da come sono, che possono essere sia residui in campo, ma possono essere anche sia residui che provengono da scarti di lavorazione. Per esempio mi riferisco alla sansa che proviene dalla lavorazione dell'olio di oliva, mi riferisco per esempio alle vinacce che provengono dalla produzione del vino, ma mi riferisco anche alle bucce di pomodoro, per esempio, che è lo scarto della produzione di salse, eccetera. Per andare anche a tutte, se vogliamo, noi abbiamo lavorato anche con le bucce di mela, ma con qualsiasi tipo di residuo, se noi adottiamo delle tecnologie particolari di estrazione, a questo punto noi riusciamo ad ottenere questa matrice recalcitrante, che non è altro che costituita da composti antiossidanti. Poi vedremo cosa sono. Questi composti antiossidanti sono molecole molto instabili, quindi per essere utilizzati hanno bisogno di altrettanti trattamenti di incapsulamento, e per essere anche più disponibili di incapsulamento, che vedremo anche per la formulazione di nuovi prodotti. Ecco che da un problema noi arriviamo a una risorsa, e proprio all'interno del nostro laboratorio siamo andati a creare functional food, nutraceutici, ma non solo, anche packaging, che poi vedremo come verrà utilizzato questo packaging, ma anche applicazioni stesse, e qui chiudiamo il ciclo, questi antiossidanti che vengono utilizzati addirittura come biofertilizzanti, e quindi ridati alla natura stessa, ridati anche al terreno, e poi un nuovo settore che è il settore biomedico. Allora, innanzitutto andiamo a vedere cosa sono e qual è il ruolo degli antiossidanti. Tutti noi li conosciamo, e sono un gruppo di composti molto eterogenei che noi ci siamo concentrati particolarmente sui polifenoli, però possono essere vitamine, possono essere enzimi, possono essere anche acidi grassi particolari che provengono dal mondo naturale, che hanno un effetto proprio di protezione verso la pianta. Sono coloro i quali conferiscono un particolare colore e anche aroma ai frutti e ai fiori. Ecco, se io vi dicessi adesso di chiudere gli occhi e di pensare per esempio al profumo di una buccia d'arancia spremuta, ecco, voi pensate quante cose noi potremmo fare
con questo scarto, proprio perché dalla buccia d'arancia potremmo fare il packaging, potremmo estrarre degli oli essenziali da utilizzare poi in campo alimentare. E diciamo che questi antiossidanti all'interno del nostro organismo hanno un ruolo veramente importante, che è quello di mantenere un bilanciamento fra i radicali liberi che creano problemi di infiammazione, quindi potrebbero essere dei precursori di malattie, e quindi un giusto rapporto fra radicali liberi diciamo, e antiossidanti nel nostro corpo, è quello che porta a una sensazione di benessere. Noi abbiamo utilizzato tantissimi residui. Io qui ne ho portati solo un esempio, però veramente partendo appunto, come vi ho detto, dalla sansa, che è il residuo della lavorazione dell'olio, ma anche ai residui della lavorazione del vino. Poi anche adesso stiamo lavorando per esempio sul caffè esausto. Il caffè, gli scarti di caffè, quelli che normalmente vengono utilizzati nella nostra casa o al bar anche. E poi ci siamo concentrati anche, dato che le tecnologie che abbiamo messo a punto e poi pubblicando anche su riviste, come sapete, abbiamo utilizzato altri substrati da ricercatori che provenivano per esempio dall'estero, dal Brasile, per esempio l'ibiscus, ma anche sempre dal Brasile, dal cacao, estratti di lavorazione del cacao. Ecco, e tutti questi estratti praticamente hanno portato a dei risultati che noi vedremo che ci confortano, e abbiamo continuato e continueremo a lavorare in questo settore. Chiaramente, dato che noi parliamo di tecniche green e quindi di tecniche non invasive da un punto di vista sia dell'ambiente, e quindi per estrarre diciamo si potrebbero utilizzare, come ben conoscono i nostri colleghi, dei solventi chimici, ma noi non vogliamo utilizzare solventi chimici, quindi noi utilizziamo come solventi acqua o etanolo, ma sfruttiamo che cosa? Sfruttiamo per esempio altri, sfruttiamo gli ultrasuoni, sfruttiamo le microonde, e vedremo. Per dare un esempio di che cosa si intende di estrazione green, ecco, la macchina del caffè, che è il brevetto di Bialetti, no? Che risale al 1933, è il classico esempio di estrazione green. Quindi si utilizza il caffè con acqua, l'acqua praticamente, la macchinetta viene messa sul fuoco, come sappiamo, si crea con la pressione, alta temperatura, e quello che noi andiamo a gustare tutte le mattine, magari adesso non lo facciamo più con questo apparecchio, però è proprio l'estrazione verde per eccellenza. Ecco, noi che cosa utilizziamo? Noi utilizziamo praticamente tecniche di estrazione assistite da ultrasuoni, da microonde, da alte temperature, alte pressioni e così via. Perché utilizziamo tante tecniche? Beh, avete visto, tante sono le matrici. Le matrici hanno delle composizioni diverse e chiaramente non è che una tecnica funzioni per tutte, noi le saggiamo per trovare la tecnica migliore. Due parole sono solo sugli ultrasuoni. Gli ultrasuoni praticamente servono per lo più per estrarre composti termolabili. Non dimentichiamoci che questi antiossidanti sono sostanze molto termolabili, sono sostanze molto delicate. Funziona in questo modo: vedete che le onde sonore ad alta frequenza generano un fenomeno di cavitazione, formazione di bolle sempre più grosse che poi implodono, e andiamo proprio a distruggere la matrice cellulare. In questo modo vengono liberate le sostanze al loro interno. Come solventi noi, ripeto, utilizziamo o acqua o etanolo, e i tempi di estrazione possono variare, ma generalmente sono molto brevi, così anche usando le microonde, che le microonde, in questo senso noi utilizziamo le onde elettromagnetiche, che portano come conseguenza ad un riscaldamento volumetrico rapido, cioè riscaldano veramente tutto il volume. È chiaro che praticamente sono importanti perché i tempi di estrazione sono anche qui molto bassi, dai 15 ai
i 90 minuti e abbiamo delle rese molto significative. Un'altra tecnica che ci sta dando molte soddisfazioni, che noi abbiamo utilizzato, vedete proprio i due impianti, sia su scala di laboratorio, ma adesso anche l'abbiamo trasformato all'interno del nostro dipartimento in un impianto su scala pilota, e quindi passando da 300 ml fino a 18 litri, è una tecnica che impiega alte pressioni e alte temperature. Alte pressioni fino ad arrivare praticamente anche a 180 gradi, e riduce molto il tempo di estrazione, e nonostante uno dice vabbè 180 gradi e allora praticamente le vostre molecole si possono rovinare, no, perché noi lavoriamo in un'atmosfera protettiva, nel senso che utilizziamo azoto, e questa devo dire che è la tecnologia migliore per la maggior parte dei substrati che noi siamo andati a estrarre. Tant'è vero che proprio questo reattore ci ha permesso di studiare lo scale up, e con questo reattore noi adesso ci proporremo, come vedrete, di andare direttamente presso le aziende per utilizzarle. Sempre con l'esperienza che abbiamo avuto abbiamo messo a punto un altro tipo di estrazione che noi abbiamo chiamato Solve. È un'estrazione diciamo più versatile, solido-liquida, che ci ha portato praticamente alla realizzazione di un brevetto fra l'altro che è stato attenzionato da due società importanti, una nell'area milanese e l'altra nel Veneto, e che per ragioni di riservatezza non posso riferirvi altro, ma vi volevo dire che con questa tecnica, grazie all'esperienza che noi abbiamo avuto, abbiamo tentato di utilizzare sia le temperature, sia le alte pressioni, sia anche gli ultrasuoni per fare un estrattore dalle versatilità più importante. Quindi qui andiamo anche a selezionare eventualmente le singole molecole che noi vogliamo estrarre. Ecco, dicevamo che queste molecole che noi estraiamo sono delle molecole che fanno molto bene alla salute, ma sono delle molecole molto delicate, e quindi in qualche modo noi per poterle utilizzare dobbiamo proteggerle, e per proteggerle abbiamo messo a punto dei metodi di incapsulamento, cioè dei coating. Noi stiamo studiando dei coating che riescono in qualche modo a diciamo sì, proprio proteggere la molecola, ma soprattutto anche a gestire il dosaggio proprio, quindi regolare anche il dosaggio di queste sostanze. Quindi noi parliamo di biodisponibilità. E le tecniche che abbiamo utilizzate sono sia su scala micrometrica, che normalmente vengono più utilizzati per prodotti legati all'industria alimentare, sia su scala nanometrica. Ecco, su scala nanometrica, che per quanto riguarda tutta la parte che è destinata ai cosmetici e alla parte biomedica. Tra le tecniche importanti per su scala micrometrica è la tecnica della microincapsulazione. Questo è l'apparecchio che noi usiamo nei nostri laboratori, praticamente è una tecnica che viene utilizzata nell'industria farmaceutica, una tecnica ormai consolidata, e in pratica è come se trasformasse il nostro liquido che estraiamo in una polvere microcristallina. E noi utilizziamo per esempio anche dei prodotti probiotici, per esempio anche l'inulina, per formare questo coating. Quindi sempre utilizziamo un prodotto naturale e lo proteggiamo con un altro prodotto naturale, siano esse maltodestrine o inulina, eccetera. E adesso vediamo quali possono essere le applicazioni di quello che io vi sono andata a raccontare finora. Abbiamo la fortuna di lavorare con l'Università del Brasile, in particolar modo di San Paolo, e qui ringrazio il mio collega professor Converti che è il fautore di questi scambi,
E proprio con la facoltà di farmacia dell'Università di San Paolo abbiamo messo a punto, e con lo scambio anche del dottorato doppio titolo che abbiamo con loro, abbiamo messo a punto diversi prodotti che in Brasile sono stati testati. Per esempio dei latti fermentati arricchiti con antiossidanti e con anche microrganismi incapsulati. E non solo, ma abbiamo messo a punto anche altri tipi di prodotti. Per esempio quella che vedete è una barretta, che questa non con l'Università di San Paolo ma con un'università nel nord-est del Brasile abbiamo messo a punto a partire da scarti che arrivavano dalla produzione del cacao, per risolvere in un certo senso il problema di malnutrizione di alcune popolazioni del nord-est del Brasile. Ma ancora abbiamo questo qui, vedete che è un... Perché col Brasile, va detto? Perché la nostra legislazione è forse un po' più attenta, e quindi è molto difficile, cioè ci vuole molto più tempo per poter sdoganare un prodotto destinato al campo alimentare. Noi potremmo fare gli integratori, possiamo fare i cosmetici, ma il campo alimentare invece non è così semplice. In Brasile invece no, fra l'altro questi studi sono stati anche seguiti dall'Istituto di Gastroenterologia, dove si è visto che questi antiossidanti riescono ad arrivare a livello intestinale intatti, se adeguatamente microincapsulati. E un'altra cosa di cui ci siamo occupati e che riguarda sempre lo sfruttamento di questi residui agroalimentari è che, dopo aver estratto gli antiossidanti, cosa ne facciamo di questo residuo? Beh, questo residuo contiene per esempio ancora proteine o carboidrati che hanno un bassissimo valore nutrizionale. Ecco, a quel punto, se noi riusciamo ad estrarre anche questa parte, riusciamo a fare un packaging, un biomateriale con delle caratteristiche particolari. Si parla di packaging, di innovazione di packaging, o packaging attivo, packaging intelligente. Ne avrete sentito parlare. Il packaging attivo, il packaging innanzitutto può essere per esempio quella pellicola che avvolge i nostri alimenti, e se è attiva vuol dire qualcosa che può essere ceduto dalla pellicola all'alimento, oppure anche assorbito. E per esempio gli antiossidanti, alcuni di questi hanno una funzione di antimicrobica, alcuni di questi, altri invece proprio una funzione di aumentare la parte antiossidante del vegetale stessa. Ma se pensiamo alla funzione antimicrobica, cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo noi andiamo a estendere la shelf life dell'alimento stesso, quindi in qualche modo è come se contribuiamo a ridurre lo spreco alimentare, sempre partendo da uno scarto. E poi sono allo studio adesso, e questa è proprio un'innovazione che stiamo portando avanti con due università, una del Michigan e l'altra l'Imperial College, sulla parte di packaging intelligenti, cioè mettere dei sensori che per il momento ci dicono qualcosa sulla freschezza dell'alimento e ci dicono anche qualcosa sulla tempistica. Noi sappiamo anche dove questo prodotto si può trovare e quanto tempo potrà ancora durare, e questa è una ricerca che stiamo svolgendo proprio adesso. Ritornando a come noi produciamo questo packaging, no? Partendo da questi polimeri. Noi sostanzialmente in laboratorio abbiamo due tecniche, una che è definita solvent casting, che può essere riprodotta anche a livello di scala industriale, e l'altra è una tecnica di elettrospinning. Diciamo che la tecnica di elettrospinning noi l'abbiamo mutuata da un altro sviluppo della nostra ricerca, che vi dirò poi alla fine, che riguarda la parte biomedica. Ecco, siamo partiti appunto perché noi utilizzavamo questo strumento per fare scaffold biomedici,
e siamo invece arrivati a fare anche proprio il nostro packaging. La differenza fra un packaging ottenuto per solvent casting e un packaging ottenuto per elettrospinning è solo la porosità, nel senso che in un caso il packaging è meno poroso, nel caso dell'elettrospinning è più poroso, e quindi potrebbe per esempio uno essere utilizzato per il packaging esterno e l'altro essere utilizzato invece per il packaging interno. Ecco, queste che vedete sono 4 tipi diversi di packaging che abbiamo ottenuto, e come vi dicevo, quello alla vostra destra, bianco, quello tutto bianco, è ottenuto per elettrospinning, quello più poroso. L'altro, se vedete, è molto simile a quello che normalmente c'è in commercio, la nostra pellicola che andiamo ad utilizzare. In questo senso questi sono tutti packaging che derivano dalla zeina. La zeina è una proteina del mais, come dicevo, è una proteina che è a basso valore nutrizionale. Poi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto a questi packaging, per tentare di proporre un packaging attivo, sia estratti di vanillina che hanno una funzione antimicrobica, come vi dicevo prima, sia anche gli estratti del caffè, che anche qui sono molto ricchi in antiossidanti, e quindi e vedete anche quello, il secondo, forse, ma non ho lasciato questo, vedete questo giallo, perché è proprio dovuto agli estratti degli antiossidanti. Cosa dirvi di queste? Noi stiamo portando avanti una ricerca e chiaramente noi siamo entusiasti. C'è da dire che c'è ancora un problema per l'utilizzo di questi prodotti. Il problema è quello della resistenza meccanica, e chiaramente noi per ora non possiamo utilizzare i nostri prodotti per esempio su impianti di larga scala. Noi lavoriamo con le aziende, ma ancora non siamo riusciti. Potremmo riuscirci trovando degli additivi particolari, però a quel punto lì il discorso della circolarità e del polimero green ci sono problemi. Non è il nostro fine, quindi noi continuiamo a lavorare, anche se devo dire che proprio sia questo che sono 2 prodotti col solvent casting, con tutte le prove meccaniche stiamo veramente, ci hanno dato ottimi risultati, e stiamo tentando di fare degli strati poliaccoppiati invece di utilizzare additivi, cioè mettere più strati di questa proteina, di questo packaging, uno sopra l'altro, con varie tecniche, per esempio anche con laser, e qui stiamo lavorando con l'Istituto di Fisica per tentare di arrivare ad una soluzione del problema. Un'altra ricerca che stiamo portando a termine, e adesso appunto c'è una candidata che ha finito adesso il dottorato di ricerca proprio su questa tematica, è la produzione di polidrossi-alcanoati. Questa è la plastica del futuro. E perché? Perché si utilizzano determinati microrganismi, e qui ne ho elencati solo alcuni, che si nutrono direttamente non solo di antiossidanti, ma si nutrono direttamente di residui agroalimentari, crescono su questi residui agroalimentari. È chiaro che hanno bisogno di un fermentatore, devono crescere, e loro al loro interno, vedete, accumulano proprio delle particelle di biomateriale di questi polidrossi-alcanoati all'interno delle loro cellule. Ecco, e poi praticamente alla fine del loro processo di crescita noi estraiamo questo biopolimero e otteniamo praticamente una bioplastica al 100%. Anche qui le ricerche sono in fase iniziale, ma ci stanno dando dei buoni risultati, e questo per noi è un altro fiore all'occhiello, diciamo, del nostro percorso. Quindi quello che io vi volevo far vedere è che, partendo da tutti questi residui e utilizzando, perché proprio noi
abbiamo tentato appunto di risolvere questo problema e abbiamo pensato che queste tecniche non convenzionali, come le diciamo noi, non invasive, utilizzando solventi green, in qualche modo servissero per produrre questi antiossidanti e per produrre tutto quello che vi ho fatto vedere. E nel corso delle nostre ricerche abbiamo messo a punto un brevetto per quanto riguarda l'apparecchiatura di estrazione e 3 brevetti per quanto riguarda il settore biomedico, di cui io vi volevo parlare. Ma prima di parlare del settore biomedico abbiamo anche sfruttato le nostre conoscenze riguardo al settore del nanoincapsulamento e della nanoemulsioni, perché una delle tecniche di nanocapsulamento era proprio delle emulsioni, per creare uno spin-off con una piccola media azienda che ha sede in Val d'Aosta e è leader nella produzione di biofertilizzanti simbiotici. Cosa vuol dire? Sono gruppi di microrganismi che adeguatamente dosati vengono utilizzati come fertilizzanti nel terreno, e quindi sono microrganismi che vengono immessi nel terreno e chiaramente è un processo anche questo green. Ecco, loro a noi cosa hanno chiesto? Hanno chiesto di fare una formulazione liquida, perché loro hanno questo composto che è un terriccio sostanzialmente, che è un granulato, ma il granulato è difficile comunque da utilizzare in agricoltura. Un composto liquido potrebbe essere utilizzato nei normali impianti di irrigazione, però non è semplice dissolvere questi microrganismi, e allora a questo punto noi abbiamo studiato per loro e per il nostro spin-off un'emulsione, e questa emulsione ha delle caratteristiche meravigliose, perché può venire anche innanzitutto utilizzata nei processi di irrigazione, e quindi non solo nel terreno, ma viene utilizzata anche sulle foglie, e quindi entra nell'apparato linfatico della pianta. E noi abbiamo già visto che le rese sia in produzione ma sia anche in contenuti di antiossidanti all'interno di questi vegetali, sono stati testati pomodori, è stati testati pere e mele, è aumentato. E ancora stiamo lavorando adesso con un'azienda che è la FOS, che forse voi conoscete, è un'azienda informatica, però si sta occupando, ha uno spin-off anche loro che si chiama Piano Green, e hanno messo a punto il cosiddetto microcosmo, che è un'apparecchiatura che, come dice il nome stesso, simula tutto quello che avviene all'interno dell'atmosfera, e quindi è come fosse una serra controllata, dove possiamo capire e tramite sensori cosa avviene nell'apparato radicale, cosa avviene in superficie, e stiamo facendo degli studi sia col nostro biofertilizzante, sia con lo studio degli antiossidanti direttamente sui vegetali, e anche qui stiamo ottenendo dei risultati interessanti. È ovvio che tutti questi studi serviranno poi, e qui in collaborazione con i nostri colleghi informatici, per utilizzare serre soprattutto nel nostro terreno di tipo idroponico e aeroponico, dove anche qui avremo un dispendio molto minore di acqua, perché l'irrigazione, vedete, c'è un consumo di acqua inferiore nell'aeroponica del 95%, e anche per nutrienti assolutamente, vedete, nelle idroponiche un risparmio del 50%, e soprattutto queste strutture verticali in un territorio come la Liguria sono assolutamente da implementare, magari non per il nostro pesto basilico dopo, perché non si può, però per altre produzioni sì. E questo purtroppo sarà forse il problema, che diciamo da Masone potremmo utilizzare queste serre per fare del pesto. Allora, tutto questo ha portato, va detto che sono studi interdisciplinari, e va detto che tutto questo, e mi accingo alle conclusioni, ha portato ad ottenere al nostro Ateneo un progetto PNRR importante,
e il progetto CN Agritech, che è stato dato all'Università di Genova, e lo dico con molto orgoglio e molta umiltà, però è stato dato all'Università di Genova, che è una delle poche università che è entrata in questo SPOCA, in questo progetto, a non avere la facoltà di agraria. Io ho l'onore di sono la responsabile di questo progetto e sono riuscita a coinvolgere 10 diversi dipartimenti del nostro Ateneo, perché il settore agroalimentare è un settore per eccellenza interdisciplinare e quindi tutte le competenze sono importanti. E se vediamo le tematiche che ha questa PNRR, gli obiettivi, sono quelli che noi abbiamo ricercato nelle nostre ricerche da anni, e quindi la sostenibilità, la riduzione del waste e la riduzione dell'impatto ambientale, lo sviluppo dell'economia circolare. E questo, vedete, è un progetto di 2 anni fa. Le nostre ricerche sono iniziate 20 anni fa, e per quello che veramente noi siamo veramente soddisfatti di quello che abbiamo fatto. E per concludere, io adesso sono arrivata alla fine della mia chiacchierata, qui potrei iniziare adesso a parlare di questo e andare avanti per altrettanto tempo. Perché queste ricerche, quando noi siamo arrivati al punto di estrarre questi antiossidanti, e vi ho detto sono molecole che fanno bene alla salute, però sono molecole che vanno bene alla salute, noi dovevamo testarlo e dovevamo provarlo, ma noi non potevamo farlo. Così ci siamo associati, abbiamo costruito fondato un centro di ricerca interdipartimentale, da un nome evocativo come Bilongo, come diciamo sempre, e un centro di ricerca con la biologia vascolare, e qui abbiamo il professor Domenico Palombo, che è ormai parte del nostro gruppo, che era professore di chirurgia vascolare, che ha creduto praticamente in noi, e con questo centro la prima cosa che abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo validato biologicamente i nostri estratti. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli estratti che noi abbiamo ottenuto con le tecniche che vi ho descritto sono stati testati in vitro prima e poi in vivo, per vedere e per andare a scoprire l'attività che hanno, ed è stato dimostrato da articoli che abbiamo pubblicato l'attività di modulazione dell'attività, una modulazione dell'attività antinfiammatoria. Quindi questi antiossidanti agiscono positivamente in qualche modo. Il prof adesso mi sgrida se lo dico, perché non è così drastico, ma per farvi intendere, bloccare in alcuni casi alcuni processi infiammatori, e quindi questa è una cosa molto positiva per il nostro organismo. Ma l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo pubblicato. Sempre poi col professore, sempre i nostri antiossidanti, e con il gruppo del professore, chiaramente, perché è tutto un team, siamo riusciti anche a creare, ecco qui le tecniche di elettrospinning da cui poi noi siamo partiti per fare i nostri packaging, ma avevamo già la conoscenza, perché con il reparto di chirurgia vascolare abbiamo fatto delle piccole protesi bioriassorbibili e biocompatibili, che vanno a sostituire dei piccoli pezzi di arteria, per esempio nella parte distale delle nostre gambe, qualora si dovessero occludere. È chiaro che questo è un discorso totalmente parallelo, se vogliamo, a quello che abbiamo adesso, quindi un discorso biomedico che io vi lancio, poi magari se abbiamo tempo facciamo un'altra chiacchierata su questo aspetto, però per dire, i nostri antiossidanti li abbiamo utilizzati anche per la produzione di questi device, perché proprio grazie al loro effetto antinfiammatorio, perché portandoli all'interno dell'organismo, qualsiasi materiale esterno può creare delle reazioni avverse. Ecco, i nostri antiossidanti, unitamente ad altre molecole, vanno a scemare e a questo tipo di attività.
Questa è un'attività che portiamo avanti da tantissimo tempo, sono stati fatti studi sia in vitro, sia in vivo, sia con fermentatori e praticamente abbiamo ottenuto 2 brevetti e adesso ci manca proprio l'ultima parte, che è una parte di sperimentazione animale che ahimè comunque deve essere fatta per poterla poi gestire a livello diciamo umano. Sempre in campo biomedico e sempre con le tecniche che noi abbiamo mutuato dai nostri antiossidanti, siamo andati anche a diciamo produrre delle nanoparticelle per una terapia particolare, per la terapia diciamo, di attacco della placca aterosclerotica in fase di formazione. Anche qui stiamo facendo delle ricerche che sono in fase di sperimentazione, ma anche qui abbiamo i nostri brevetti. Questo per dire che cosa, e qui davvero concludo, per dire che è tutto interconnesso, per dire che la cosa, cioè diciamo il messaggio che io vi lascerei questa sera è che tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo lavorato in un campo multidisciplinare. Nel mio gruppo di ricerca sono presenti tante specialità, ma le scoperte più grandi le abbiamo fatte proprio addirittura lavorando con medici, con chirurghi che sono, se vogliamo, distanti dalla nostra formazione. E poi abbiamo visto, il Covid ce l'ha insegnato, che se la salute animale non è curata non c'è neanche la salute ambientale, ma non c'è neanche la salute umana, quindi è tutto veramente interconnesso. E concludo davvero con questa diapositiva che ho rubato all'ultimo congresso di bioetica che sono stata, dove c'era la rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha portato, diciamo, questa diapositiva, e mi sembra veramente importante, ma soprattutto significativa, perché vediamo anche che sia il cambiamento climatico, sia proprio le attività umane, ma soprattutto anche la natura, tutto quanto interconnesso. Quindi il discorso di One Health, di salute globale, è veramente importantissimo, e quindi noi, se noi curiamo l'ambiente, curiamo gli animali, curiamo praticamente anche noi stessi. E un ringraziamento particolare va a tutto il mio gruppo di ricerca, perché chiaramente senza di loro tutto quello non sarebbe possibile, e con questa bella fotografia di Duanot, e insieme tutto questo è facile. Io vi ringrazio e sono a disposizione per le vostre domande. Grazie. Grazie professoressa Perego per l'interessantissima relazione che ci fa pensare, come molte delle relazioni che vengono fatte qui. Allora apro la discussione, ci sono domande, curiosità, ci ha raccontato un sacco di cose. Vedo una domanda qui. Bellissima questa presentazione. Ho una curiosità: l'estrazione con CO2 supercritica l'avete considerata? Ha dei difetti? Abbiamo considerata anche l'estrazione di CO2 supercritica, e tant'è vero che adesso, lo stavo dicendo ad Adriana, stiamo acquistando anche l'apparecchiatura. E noi non l'abbiamo nel nostro laboratorio, ci siamo dovuti appoggiare all'Università di Salerno e l'abbiamo utilizzata sia per la microincapsulazione sia anche per l'estrazione vera e propria. Come sai, per gli antiossidanti ci vuole un cosolvente, perché non è così semplice, e diciamo che forse è un po' più, da un punto di vista energetico, un po' più costosa rispetto a quello che poi noi abbiamo adottato, che è alte temperature e alte pressioni. Ecco, l'impianto pilota che noi ci siamo costruiti, ma veramente siamo in grado di portarlo all'azienda, e fa 20 litri di liquido antiossidante all'ora. Quindi c'è la possibilità poi di fare con minime quantità, perché questi antiossidanti, forse non l'ho detto, bastano piccolissime quantità, sia per essere utilizzati in campo alimentare, ma anche per essere utilizzati in campo cosmetico. Per esempio, in campo cosmetico ci sono già parecchie linee cosmetiche che utilizzano gli antiossidanti, magari non naturali, ma ottenuti per sintesi.
il cui effetto comunque è un effetto positivo. Comunque abbiamo utilizzato anche la CO2 supercritica. Una domanda, mi sembrava. Una curiosità. Conviene coltivare quindi cose ben definite per poi poterle processare industrialmente, quindi faccio i pomodori per fare sia la salsa sia le bucce per fare poi diciamo che da tutto quello che noi produciamo, cioè non si può prendere un misto, no, il misto, certo, no, si può prendere anche un misto, assolutamente, quello sì. Per esempio con i microrganismi che vi ho fatto vedere, loro utilizzano un misto. Capito. Chiaramente noi andiamo per comparti, perché se prendiamo le buccette di pomodoro estraiamo il licopene come antiossidante, se prendiamo magari le mele prendiamo la pigenina, che sono sempre composti diversi. Però un'altra cosa che devo dire è che non è il singolo composto, e questo l'abbiamo visto proprio nella pratica nell'Istituto di Biologia Vascolare, più che il singolo composto è il pool di antiossidanti, che è quello che ha degli effetti veramente di modulazione dell'attività antinfiammatoria, quindi non il singolo composto, ma... Pensate. Grazie. Patrizia, complimenti, anche se conoscevo già quello che fate. Senti, però volevo fare un commento, cioè voi in realtà producete un materiale di altissimo valore aggiunto, no? Sì. Di altissimo valore, Sì. Per unità di massa, per esempio. No? Quindi il fatto di farlo da rifiuti aumenta un pochino il suo valore, ma il valore sarebbe comunque enorme anche se fosse fatto per esempio da coltivazioni fatte apposta, giusto? Giustissimo. Quindi voi aumentate ulteriormente quando potete, immagino, recuperate da rifiuti. Ora, d'altra parte però, quant'è la percentuale di massa dei rifiuti che voi utilizzate? Ecco, sì, questa è una domanda giustissima, anche perché rispetto alla quantità di biomassa che esiste, noi, fai conto, 20 litri col nostro par, per intenderci, noi otteniamo con 20 litri di roba, scusa, 2 litri, non 20 litri, con 20 litri di massa, con 20 kg, 2 litri di sostanza antiossidante, quindi che ne sono tantissimi 2 litri di concentrato, no? E quindi sì, il nostro è solo una parte, tant'è vero che cosa facciamo poi? Della parte residua noi poi la utilizziamo proprio con i tuoi studi, e quindi ecco, forse non volevo farmi pubblicità, ma... però è proprio no, comunque quello che è importante sapere è che questo è comunque una valorizzazione dei rifiuti estremamente importante, però i rifiuti poi in buona parte restano e sono disponibili per altre cose, che perché in realtà con i rifiuti, per esempio la lignina, lavoro che abbiamo fatto anche insieme, no? Esatto. Che probabilmente non so quanto possa servire per estrarre altre cose, si può fare tanto altro. Ecco. Si può fare tanto altro, chiaro. Sì. Io vi ho fatto questo esempio perché chiaramente noi ci siamo specializzati su questo, però in un'ottica di rifiuto zero tutto il resto viene poi mandato alla produzione di energia, chiaramente. Per esempio. Sembra di capire che doveva andare verso l'economia circolare, a tutto tondo, no? Direi. No. Anche cose di altro tipo, non così raffinate. Sì. No, però, ma altri chemicals, no? Però il finale è che dobbiamo recuperare e non buttare via i rifiuti. C'è qualche altra domanda? Vedo la giornata domanda. Professoressa, complimenti. 2 punti che vorrei sottolineare: non solo i risultati che avete raggiunto, ma come li avete raggiunti, cioè interdisciplinare, capacità di mettere insieme tante competenze e esperienze, cosa che non è facile anche nel mondo delle imprese e nel mondo anche della scienza. L'altra riflessione, parliamo dei rifiuti. Io ricordo che non più di 5-6 anni fa c'era un problema enorme di convincere noi
a fare la raccolta differenziata. E nessuno capiva, e questo è uno dei casi che può essere un esempio concreto, come invece i rifiuti, il cosiddetto umido, è una fonte incredibile che può dare risultati incredibili. Ecco, questo processo, secondo me, anche di educazione dei cittadini andrebbe ulteriormente fatto, anche per esempio esempi come questo andrebbero raccontati, e questo darebbe anche una consapevolezza al cittadino che quando si fanno certe cose sono effettivamente un contributo di grande valore al sviluppo non solo della ricerca, ma quello che è interessante da parte vostra, voi non fate solo ricerca, c'è ricerca applicata, c'è sviluppo, ma c'è soprattutto lo sbocco con gli spin-off addirittura sull'attività industriale. Questo mi sembra uno dei punti più importanti della sua relazione, per la quale mi complimento. Spero che ci siano altre situazioni interessanti che si stanno sviluppando nel vostro settore. Sì, sperando di potervele venire a raccontare, perché veramente si stanno sviluppando cose interessanti. Grazie anche a lei, veramente. Io desidererei, se possibile, qualche ulteriore chiarimento e particolare sulla costruzione del dispositivo che avete chiamato microcosmo. Come viene costruito? Dunque, come il microcosmo è un altro spin-off che è associato alla società FOS. E l'hanno fatto con l'Università di Bolzano, è un apparato che è tutto diciamo controllato da un punto di vista sensoristico, è praticamente una microserra dove uno può creare le condizioni ambientali, quindi viene controllata l'umidità, la temperatura e si possono anche controllare proprio i flussi di distribuzione, la cinetica di distribuzione per esempio dell'ammendante all'interno del terreno, fare studi di crescita sull'apparato sia radicale, perché sono a comparti stani, sia sulla parte aerea. Però mi dispiace, questo noi non l'abbiamo fatto, collaboriamo con loro, ma non posso darle, cioè non sono in grado, ecco, di darle delle informazioni più precise in merito a questo. Altre domande? Grazie professoressa. Grazie a lei. Le chiedo due punti specifici. Il primo punto, se ad esempio rifiuti come torsoli o le bucce Sì. Devono avere comunque una certa freschezza per poterle utilizzare e per procedere con i processi che ha descritto in maniera da avere una qualità. Prima domanda. La seconda è la difficoltà che ha espresso nel sviluppare prodotti alimentari in Brasile piuttosto che in Italia. Sì. Se in qualche modo è legata all'identificazione di materia prima seconda o comunque anche identificare quell'aspetto diciamo della normativa, e se le aziende e quindi il mondo anche che potrebbe creare l'altro anello tra i vostri della ricerca, che è quello delle aziende che si occupano della raccolta, ad esempio della frazione umida, possono essere eventualmente coinvolti o parte integrante per trovare una soluzione e quindi aumentare ulteriormente gli sbocchi della vostra ricerca, che è assolutamente di alto livello, e quindi grazie per questa descrizione. Sì, la ringrazio. La seconda domanda praticamente ha risposto, cioè, è giusto quello che lei ha detto. Noi speriamo, è chiaro che la legislazione nostra, perché noi partiamo, cioè queste sostanze arrivano comunque da uno scarto, no? E quindi c'è da dire che vengono validate, sono state validate eccetera, però diciamo che la nostra legislazione alimentare è particolarmente diciamo restrittiva e a favore del consumatore, no? E quindi per ottenere un prodotto nuovo nutraceutico vanno rispettate determinate tempistiche. Noi non l'abbiamo ancora fatto, non è escluso che non si possa fare, però noi non l'abbiamo ancora fatto e non l'abbiamo ancora affrontato. È chiaro che in Brasile la cosa era diversa e abbiamo avuto dei risultati immediati. Invece la ringrazio assolutamente per la prima domanda, perché non l'avevo detto ma è importante.
Però io avevo detto che noi abbiamo fatto questo strumento per poterlo portare direttamente in azienda. È chiaro che il grado di freschezza del residuo è importantissimo, nel senso che se noi mettiamo in campo il prodotto è ovvio che poi gli antiossidanti diminuiscono perché sono molecole molto termolabili e chiaramente intervengono altri fenomeni di putrefazione, quindi la cosa è quella di, per esempio abbiamo fatto anche uno studio per esempio sul riccio, anche l'abbiamo fatto in Emilia Romagna, perché sta creando dei problemi, non si può lasciare nel terreno perché crea dei problemi, e il riccio è particolarmente ricco di lignine, di fenoli che noi stiamo tentando di estrarre. Ecco, la cosa da fare sarebbe essiccare il prodotto. Essiccare, infatti lì proprio c'è un castagneto e all'interno del castagneto c'è una stanza di essiccazione dove vengono fatti questi processi di essiccazione a temperatura di 60 gradi e poi noi lavoriamo sull'essiccato, oppure e normalmente facciamo così, oppure congeliamo, però dal punto di vista energetico non ha senso, lo facciamo per fare i nostri studi sul reattore piccolo e lo portiamo in laboratorio, però chiaramente per esempio anche il caso che ha fatto delle buccette di pomodoro, e le buccette di pomodoro se non andiamo a prenderle subito poi chiaramente vengono denaturate. E questo sta al discorso che diceva il mio collega prima, quindi una parte può essere utilizzata per valorizzarla e quindi ad alto valore aggiunto e l'altra parte deve essere processata in altro modo. Grazie. Grazie. Dunque, sicuramente uno degli aspetti più importanti è quello di recuperare la parte, come diceva il dottor Gazzini, umida dei rifiuti. Non tutti i rifiuti li possiamo recuperare. E questo mi fa ben pensare, guardando i vostri risultati, che si potranno ottenere e si ottengono già si raggiungono già degli obiettivi sicuramente significativi. Mi ha fatto anche ricordare, un po' tornando indietro, molti anni fa, quando ero piccolino. Io sono nato nella piana di Pra, dove si coltiva il basilico. A quell'epoca si faceva arrivare la spazzatura e veniva usata per fertilizzare il terreno. Però la tipologia di spazzatura di allora era molto diversa da quella di oggi e quindi sicuramente quello di poter diciamo, scegliere anche nella spazzatura quella parte che può essere utile per ottenere questi prodotti sicuramente è importante. Hai fatto vedere un esempio, hai parlato di bioplastiche, sì. Per esempio. Questo è un settore che sta andando avanti moltissimo. Per esempio io ho questo portacarte di credito che viene costruito con le bucce dei fagioli. C'è una start-up che produce questa plastica ed è una plastica estremamente leggera, resistente e biologica, non inquinante, perché può essere diciamo riutilizzata e trasformata nuovamente in qualcosa di utile. Quindi i tuoi risultati ci fanno ben sperare, complimenti. E per il packaging siamo appena all'inizio e speriamo Allora ci sentiremo anche prossimamente per vedere gli ulteriori risultati. Grazie. E io avrei, se non ci sono altre domande, una piccola curiosità, nel senso che tu hai parlato di estrazione e poi hai parlato di successivo incapsulamento. Nell'estrazione però troverete diversi tipi di molecole, mica una sola tipologia di molecola, fate separazioni, no. Tutto quello che viene estratto viene incapsulato, esatto. Quindi più o meno lo aspettate. Sì. Noi appunto perché abbiamo provato a separarli e non è molto semplice, non è molto semplice, vi dico che i nostri antiossidanti è stato poi queste ricerche vengono un po' così presentate all'interno dell'Ateneo e diciamo che l'Istituto di Biochimica e anche nefrologia sono stati interessati ai nostri residui e anche lì hanno dimostrato la stessa attività di modulazione dell'attività infiammatoria. Col gruppo di biochimica, professor Damonte, che conosce la dottoressa Verna, addirittura, adesso io non vorrei dire una cosa per l'altra, però i nostri estratti che provengono dalla Sansa
hanno un'attività sul metabolismo del calcio e sull'attività di alcune cellule neuronali, ma un'attività molto importante. E noi abbiamo pubblicato questi studi perché vorremmo brevettare, ma ci dicono di ottenere la singola molecola. E noi sono 3 anni che stiamo lavorando tentando di isolare questa molecola e per testare se in effetti è la singola molecola o è il composto. Quindi diciamo, la separazione è molto difficile, però noi sappiamo che il pool, e quindi è per quello che quando andiamo a incapsulare incapsuliamo tutto. Grazie. Se non ci sono altre domande possiamo ringraziare ancora la professoressa. Ma grazie a voi. Grazie. Perfetto, grazie mille, grazie.